La polizia locale di Agrigento ha proceduto con le denunce riguardo i ripetitori TIM installati a San Leone, essendo privi di nulla osta, così come ha scritto Mare Amico. Gli agenti sono stati sollecitati da un esposto presentato proprio da Mare Amico all'ARPA e al sindaco di Agrigento. Ma è già polemica dopo che l'azienda telefonica ha ribadito la regolarità del proprio operato, affermando che le onde elettromagnetiche rispettano i parametri normativi. La TIM spiega che si tratta di un impianto provvisorio di quelli che vengono installati dove sono previsti maggiori afflussi turistici o residenziali. Gli impianti, aggiunge la TIM, saranno dismessi entro fine ottobre, alla scadenza cioè dei 120 giorni previsti. Gli impianti di telefonia mobile, sostiene ancora la TIM, vengono installati nel rispetto delle normative urbanistico-edilizie, garantendo la piena osservanza della legislazione vigente in materia di emissioni di onde elettromagnetiche. E poi, contrariamente a quanto sostenuto per i ripetitori di San Leone, esistono tutte le autorizzazioni necessarie, autorizzazioni che, secondo l'associazione ambientalista Mare Amico, invece mancherebbero.